occasione del centenario della nascita di Giacinto Auriti, saggista noto per aver elaborato una teoria sulla moneta, si è tenuto a Roma il convegno Moneta, proprietà del portatore. Vediamo i dettagli nel servizio. Capire che noi siamo ostaggio di banchieri internazionali e far capire alle persone che la moneta deve essere emessa e deve essere di proprietà della collettività e non deve appartenere ad un gruppo di banchieri privati che la utilizzano a piacimento non solo per rendere schiavi all'umanità ma anche per comprarsi il mondo. Il comitato proponente vuole proprio lanciare l'idea di una proposta di legge popolare sulla sovranità monetaria composta da 3 articoli. Vogliamo anche lanciare un appello e rendere i cittadini italiani dei veri e propri ribelli monetari. Noi oggi siamo qui per rilanciare questi gruppi di ribelli monetari in cui andremo in tutta Italia a divulgare questa proposta di legge popolare per riprenderci la Banca d'Italia e ovviamente lo strumento che determina le nostre vite. Spegneremo loro la fotocopiatrice dei soldi. La proprietà della moneta è il grimaldello per distruggere il sistema monetario internazionale che si fonda sulla truffa, ormai da secoli, con la Banca d'Inghilterra, secondo cui chi stampa la moneta è il proprietario della stessa. È una grandissima boiata, perché chi stampa la moneta è semplicemente un tipografo e la collettività nazionale o internazionale che, accettando la moneta, dà il valore alla stessa, quindi da simbolo monetario si trasforma in valore monetario. Questa affermazione è incredibilmente forte perché rovescia il sistema del debito e del credito, cioè a dire non si può affermare che io stampando moneta indebito una collettività, ma è la collettività che, accettando la moneta, crea ricchezza per se stessa e per tutti gli altri. Questo vuol dire che il debito pubblico è una grandissima truffa. L'eliminazione del debito pubblico creerebbe una speranza incredibile non solo per le società cosiddette avanzate e diciamo più occidentali, ma anche per tutta la collettività internazionale. Il debito è qualcosa che ha creato schiavitù all'interno di tutta la collettività internazionale, quando in realtà si afferma che un bambino che nasce in Italia è gravato da 21-22 mila euro di debito. Si dice un qualcosa che ripugna sotto il profilo morale, perché la vita umana è una ricchezza incommensurabile e quei 21.000 euro non sono in meno, ma sono in più. La differenza tra la moneta a debito e la moneta di proprietà del portatore è una differenza che si basa sul fatto che la moneta a debito è una moneta controllata da banche centrali, controllata da forze transnazionali che non sono in armonia con la volontà del popolo, mentre la moneta proprietà del portatore è una moneta che è controllata dal popolo, che è in armonia con la volontà popolare. Ad esempio, posso prendere un esempio per dare una maggiore comprensione di questa differenza. Prendo l'esempio del franco CFA, è una moneta utilizzata in alcuni paesi d'Africa, è una moneta a debito perché è una moneta che è controllata da delle banche centrali, da forze transnazionali che non sono forze africane, sono forze esterne, sono forze che controllano il meccanismo economico di questa moneta. Non è il popolo a beneficiare, non è il popolo ad avere il controllo di questa moneta.